682 della legge 147 del 2013, in base al quale il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione dell'AIUC tramite regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legge 446/997. L'articolo 13 del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011, con il quale è stata introdotta nell'anno 2012 l'IMU, la cui disciplina è integralmente richiamata dall'articolo 1, comma 703 della citata legge 147/2013, visto l'articolo 53, comma 16 della legge 388/2000, poi modificata dall'articolo 27, comma 8 della legge 448/2001, il quale prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di qui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Questo decreto ministeriale dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 febbraio 2014 e da ultimo differito al 30 aprile 2014, i termini per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno ovviamente in corso, esaminato dall'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'AIUC relativamente alle componenti IMU e TASI, disposto dal competente ufficio comunale, ripartito in numero 4 titoli, ovvero disposizioni generali, IMU, TASI e disposizioni finali, costituito da numero 22 articoli, legato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ritenuto di approvarlo, visto l'articolo 3 della legge 241/90 e ovviamente come prima il parere favorevole espresso sia dal revisore dei conti, la correttezza ovviamente in base al regolamento del Consiglio Comunale, parere di regolarità tecnica e contabili, sempre relativamente al regolamento dei controlli interni, il parere favorevole espresso dal segretario generale, si propone di deliberare di approvare il regolamento per la disciplina dell'AIUC relativamente alle componenti IMU e TASI, ripartito in numero 4 titoli, disposizioni generali, IMU, TASI e disposizioni finali, costituito dal numero 22 articoli allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale. 2. Dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione produce effetto dal 1 gennaio 2014. 3. Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere inviata in forma telematica al MEF, Dipartimento delle Finanze, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52,2 dei decreti legge 446/1997 dell'articolo 13, commi 13 bis e 15 del decreto legge 201 del 2011, convertito in legge al numero 214 del 2011. Grazie Assessore. Prego se ci sono interventi. Se non ci sono interventi procediamo con i voti. Voti favorevoli? 9 voti favorevoli, voti contrari? 8 voti contrari. Astenuti nessuno. Favorevoli. Delibera approvata. Passiamo ora alla 13ª delibera, determinazione aliquota imposta municipale propria IMU e tributo per i servizi indivisibili TASI, esercizio 2014. Relazione all'assessore Minoia. Grazie. Dopo aver approvato il regolamento andiamo a vedere la determinazione delle aliquote. Ovvero con l'articolo 1, commi 639 seguenti della legge di stabilità per il 2014, relativi alla legge 147 del 2013, è stata istituita l'imposta unica comunale, ovvero l'IUC, la quale comprende l'IMU, una componente riferita ai servizi indivisibili, la TASI, e la componente riferita alla tassa sui rifiuti, la TARI, ovvero ex TARI o TIA. Ferma rimanendo la separata disciplina tariffaria per quanto riguarda la TARI, è necessario provvedere nuovamente alla determinazione delle aliquote su cui calcolare l'IMU e la TASI.
dovute ovviamente dai contribuenti. Va preliminarmente tenuto presente quanto previsto dal comma 780 della medesima legge, ovvero che i criteri di formazione di impatto del Fondo di solidarietà comunale devono tener conto delle esigenze di limitare le variazioni in aumento o in diminuzione delle risorse disponibili ad aliquota di base in considerazione degli effetti derivanti dalla soppressione dell'IMU sull'abitazione principale e dall'istituzione della TASI. Ciò significa che a prescindere dall'applicazione effettiva della TASI, il Ministero dell'Economia e delle Finanze considera che il nostro Comune avrà un maggiore gettito a tale titolo stimabile, al netto della quota relativa all'abitazione principale, di circa 206.000 euro. Detto importo sarà pertanto trattenuto direttamente dal MEF tramite l'Agenzia delle Entrate prima di procedere al riversamento delle somme pagate dai contribuenti a titolo di IMU e quindi si aggiunge alla quota già trattenuta lo scorso anno sulla base dell'analogo meccanismo di euro 2.823.119. Alla contribuzione forzosa di cui sopra si aggiunge anche una riduzione di circa euro 110.000 del Fondo di solidarietà comunale rispetto a quanto assegnato al nostro Comune lo scorso anno. Assumendo quindi si ha una diminuzione di risorse per oltre 1 milione di euro, in funzione della quale si rende inevitabile incrementare la pressione fiscale al fine di garantire il mantenimento dello standard dei servizi e delle prestazioni di varia natura erogate dal Comune. Tenuto conto delle diverse basi imponibili di IMU e TASI, della possibilità di intervenire selettivamente sulle aliquote delle diverse categorie catastali, appare sufficiente limitarsi ad incrementare fino all'1,06% l'aliquota IMU relativa agli immobili a destinazione abitativa e relative pertinenze, mantenendo inalterata la pressione fiscale sulle altre categorie di beni immobili. Le aliquote relative alla TASI vengono conseguentemente ridotte a zero per tutte le categorie, derivandone 1 il mantenimento dell'esenzione dall'imposizione delle abitazioni principali, 2 il non incremento della pressione fiscale sugli immobili a destinazione produttiva e sui terreni agricoli o edificabili, 3 il mantenimento dei soli precedenti adempimenti a carico dei contribuenti, venendo confermate le sole scadenze relative all'IMU senza ulteriori scadenze legate alla TASI. Quindi si propone al Consiglio Comunale, visti tutti questi punti e ovviamente ritenuto di condividere la proposta di incremento dell'aliquota IMU all'1,06% relativamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali da A1 a 9 e delle relative pertinenze, ritenuto ovviamente altresì di condividere la proposta di azzeramento delle aliquote relative alla TASI, sapendo che ovviamente l'argomento è già stato sottoposto all'esame della terza commissione, anche pareri sia di regolarità tecnica che contabile, il parere ovviamente favorevole espresso dal segretario comunale relativamente al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ci propone di deliberare i conseguenti punti. 1. Di stabilire le seguenti aliquote IMU per l'anno 2014, ovvero abitazioni principali e pertinenze 0,3%, abitazioni a disposizione e pertinenze 1,6%, applicate a disposizioni diverse da abitazioni e pertinenze 0,95%, applicati rurali esenti, applicati locati a ecocanone o a canone comportato 0,40%, terreni agricoli 0,95%, aree fabbricabili 0,95%. Dove di stabilire l'azzeramento delle aliquote TASI per l'anno 2014, di dare atto che le agevolazioni di esenzioni previste per l'IMU sono quelle contenute nel titolo secondo del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, IUC, approvato con la deliberazione precedente, e dare atto che la presente deliberazione dovrà essere inviata in forma telematica al MEF, Dipartimento delle Finanze, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52,2 del decreto legge 146
del 1997 degli articoli 13, 13 bis e 15 del decreto legge 201 del 2011, convertito in legge al numero 214 del 2011. Grazie Assessore. Se ci sono interventi. Consigliere Antelmo, prego. Grazie Presidente. Volevo solo capire un paio di cose, magari Radi mi aiutate a mettere a fuoco un po' la questione. La prima questione che emerge è questa aliquota per le seconde case sostanzialmente ai massimi, che è quella dell'1,06. Volevo sapere qual era la ragione politica, assessore Di Noia, per cui avete optato per questa esclusivamente optato per questa opzione, anziché tenere magari in considerazione altre ipotesi, quindi qual è la considerazione politica? Prego, Assessore. Allora rispondo io, consigliere Antelmo. Non c'è a volte una questione politica del perché da 0,95 si è andati a 1,06. Sì, chiedo però che non ci sia la registrazione perché qualcuno mi pare stia registrando. No. Okay. L'innalzamento della norma da 0,95 a 0,06 è derivato esclusivamente da quanto citato in delibera, ossia nella legge di stabilità per il 2014, uno degli ultimi provvedimenti del governo Letta poi, è stato introdotto un principio assurdo, veramente improponibile e del tutto giustificabile, per il quale che un comune metta o non metta la Tasi, comunque il maggior gettito che il MEF prevede in entrata per quel comune deve essere riversato allo Stato. Il calcolo che il MEF ha fatto era fino a circa un mese fa di 800.000 euro, secondo i dati, la data odierna credo, ammonta a circa 900.000, sono effettivamente i dati che avevano cagionato dalla Commissione. Questa somma che il Comune metta la Tasi o che non la metta è comunque una somma che è dovuta e va riversata nelle casse dello Stato. Se aggiungiamo che i trasferimenti primariali sulla base di quest'altra politica per la quale ormai lo Stato non deve tornare agli enti territoriali, ma sono gli enti territoriali a fare i camerieri per conto dello Stato, i trasferimenti, anche solo prendendo riferimento all'anno 2011, nel quale i trasferimenti erano di circa 700.000 euro, oggi sono poco più di 470.000 euro, che in previsione biennale in proiezione del 2016 saranno passati di ulteriori 100.000 euro. Quindi lo Stato si prende 3.700.000 euro di IVU, ci dà trasferimenti per 400.000 e poi ci viene a chiedere un nuovo forbice 900.000 euro. Alla fine, per far quadrare i conti, l'unica imposta, se non si decideva di introdurre la Tasi, era quella di toccare l'IMU, e da qua può arrivare la scelta politica. Il perché non è stata introdotta la Tasi. Allora, la Tasi è un'imposta trasversale che va a colpire un po' tutte le unità. Il problema della Tasi, che al momento non è ancora stato risolto, è quella che una percentuale di esse è applicabile anche ai conduttori degli immobili. Al momento non ci sono stati dati strumenti idonei per poter accertare questi conduttori, per cui c'è pericolo e un rischio che ci sia un'evasione concreta proprio per l'incapacità dell'amministrazione di avere gli strumenti per poter intercettare e identificare. Si poteva aumentare l'IMU trasversalmente nei confronti anche delle attività produttive, quindi alberghi, capannoni. In realtà è stata una scelta politica di non operare e quindi di non alzare il livello di tassazione su queste strutture, come peraltro si è deciso di tagliare il possibile aumento della Tasi, che prima l'assessore di riferimento non l'ha detto, ma sarebbe stato del 4,3%, si è deciso di azzerarlo grazie a questa ottimizzazione di servizi. Quindi la scelta politica dell'amministrazione è stata quella di non andare a colpire capannoni, alberghi, negozi, ristoranti, eccetera, in particolare in un momento un po' così pesante per l'economia. Grazie Sindaco. Consigliere Antelmo, prego. Grazie Sindaco. Le perplessità, allora, ho amministrato, quindi capisco le difficoltà e insistono in questo periodo per far guardare il bilancio. Cosa che però emerge di nuovo
vuol dire, questo alzamento delle tasse. E che proprio in questo periodo di difficoltà, come dice lei, Sindaco, vuol dire, potrebbe inibire, potrebbe in qualche modo alimentare un mancato investimento nel settore immobiliare. Proprio quando la scorsa volta avete, come dire, accettato di costruire alle colonie delle seconde case, sostanzialmente, oggi dal nostro punto di vista penalizzate quelli che potrebbero costruire delle altre. E questo è, sappiamo tutti, un volano dell'economia che è già drammaticamente, io che vivo anche nel settore dell'edilizia come lavoro, come consulenza, drammaticamente in crisi. E quindi, ritornando sulla questione, non posso che tener conto di una cosa. Mi è capitata sotto mano qualche tempo fa, e oggi ci vedevo sopra, la questione del giudizio sull'aumento delle tasse che nel 2012-2013, ora non ricordo bene che periodo fosse, sia il capogruppo Zannoni che l'assessore Giro all'epoca in minoranza avevano dato rispetto. E se mi date un minuto io avrei due cose da rileggere, perché segnano, vuol dire, il passaggio politico-culturale, cioè è come se quello che prima non andava bene, oggi magicamente, misteriosamente, funziona, va. Ed era un'interpellanza che credo lesse Giro, e disse proprio, io per sommi capi mi commenta. Questa interpellanza l'avevamo già parlata da tempo, diceva Giro, ma Giro non più. Anche perché era uno dei punti qualificanti del nostro programma, lo dicevamo così. Il programma elettorale era una diminuzione delle spese dell'amministrazione comunale. Tra poco ci accingeremo alla discussione dell'approvazione della variazione di bilancio del Comune di Carme. Anticipiamo finora, lo dicevate, la nostra posizione sull'argomento, che non può essere negativa. Al di là dei punti riguardanti le modifiche ai regolamenti normativi, non possiamo che esprimere il nostro dissenso qualsiasi aumento della pressione fiscale. Viviamo momenti difficili, dicevate, ed è vero, dettati dalla crisi strutturale del nostro sistema che non ha precedenti e che ormai sembra essere assodato, non essere congiunturale ma sistemica. Per quanto opinabile il fatto che gli enti locali, ed è il caso esattamente che si ripropone ogni anno, noi lo speriamo, degli enti locali di ritirare la cinghia, come sta facendo ogni cittadino. E cosa decide di fare la nostra amministrazione di fronte ai minori trasferimenti? Aumenta l'IMU. Dicevate voi. All'epoca però c'era una situazione diversa, c'era un governo Monti, forse per alcuni versi peggiore di questo, che viveva una contingenza politica e economica completamente diversa da quella che lasciava l'amministrazione, perché bisogna ricordare anche il momento storico, in uno stato di limbo, per cui non si sapeva, e mi ricordo benissimo la situazione, se e come poter chiudere il bilancio. Per anni questo comune ha coperto il buco creato dalle foglie correnti, eccetera, eccetera, eccetera. Io tralascio un pezzo e dice: le passate amministrazioni ci hanno lasciato la mafille, il partito della presa, non vuole più un politico, una struttura amministrativa elefantiaca, una marea di contenziosi, forse anche commisso a qualcosa da dire, un debito pro capite non indifferente. E salto ancora, per non essere troppo lungo, prendiamo per esempio l'economia locale basata per buona parte sul turismo e relativo indotto. Su questo settore di competenza comunale incidono l'imposta sugli immobili, la tariffa di igiene ambientale, la tassa di occupazione del suolo pubblico, l'imposta sulla pubblicità, l'addizionale IRPEF. In un periodo di crisi, come dice un'amministrazione privata cercherebbe di diminuire queste tasse o tariffe. E invece tra poco sentiremo questa maggioranza si proporrà di aumentare l'IMU. Ora,
E non basta, invece di premurarsi a razionalizzare le spese, cosa fa? Apprendiamo dalla stampa che seriamente disposto ad applicare la tassa del soggiorno, cosa che non eravamo assolutamente d'accordo e siamo tutti d'accordo, quindi anche voi avete capito anche su questo. Invece di passare alla pressione fiscale per rendere le nostre attività più competitive sul mercato, introduce un ulteriore balzello per rivelare i propri debiti, eccetera, 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 che continua. Questa era un'interpellanza, credo, del 2012, quando non c'è la data. A parte questo, come facciamo a non farci la domanda? Se il giudizio era questo, se il vostro giudizio pensato, ragionato, che ha delle ragioni sostanziali, era questo, come mai oggi questo giudizio è sovvertito, è cambiato, radicalmente è cambiato? Allora, le ragioni che dà il sindaco io le posso intuire, le capisco in parte, ma le ragioni vostre non le capisco. Le ragioni dico dei tre che sono saltati di qua, bilanzi, perché io piacendo un minimo di coerenza che potrebbe anche essere opportuno. Cosa capiterà a tutte i proprietari di seconde case che oggi vivono questo ulteriore costo? È una domanda che noi ci stiamo ponendo. Cosa diranno i proprietari che vengono qui, hanno fatto a Carole perché era interessante, perché Carole è bella, perché mi piaceva, tutte le ragioni che conosciamo, e oggi si trovano a pagare un'IMU raddoppiata, quasi. Non si poteva pensare, e chi la Corchea, che è un dirigente avveduto, io sono certo che Corchea avrà pensato, oppure alle alternative di chiusura di bilancio, cioè non sarà stata, immagino, l'unica ipotesi questa. Immagino che ci poteva essere, ci poteva stare un ragionamento che compie 38 milioni di euro di bilancio, è una roba piuttosto cospicua, ci farà anche questi 800.000 euro, questi 900.000 euro che il sindaco dice che lo Stato ci chiede. Potevano essere calcolati, pensati, ragionati e toppati dall'altra parte. E questo io lo faccio non da tecnico perché non ne capisco di tanto, ma lo faccio da maniera politica, quindi chiedevo anche di sapere dal punto di vista politico se esisteva o se esiste la possibilità di rivedere e di ripensare a quei 900.000 euro, magari distribuirli in maniera diversa o i tagli da fare al capitolo, a alzare la tassa del soggiorno e spostare quindi i bilanci in maniera ordinata. Evidentemente la mia è una proposta che non può essere una proposta intera, ma io mi chiedevo che se da qui poteva suggerirci altre ipotesi di entrata. Grazie consigliere Pello. Risponde il sindaco. Allora io ho risposto solo per la ulteriore questione politica e a prescindere dal fatto che poi l'assessore Giro e il capogruppo Zanoni vogliono intervenire, poi daremo la parola per la questione tecnica dirigente. Suppongo che rispetto al 2012 vi è un ulteriore disequilibrio, suppongo, anzi cosa certa, nel senso che nel 2012 si è riusciti comunque a creare un bilancio con l'introduzione dell'imposta di soggiorno, e l'imposta di soggiorno è stata la componente fondamentale di quel bilancio, al di là delle prospettive che l'imposta ha dato, però è stata la componente fondamentale di quel bilancio. Successivamente lo Stato italiano, come dicevo, con la legge di stabilità del 2014, quindi dicembre del 2013, ha introdotto questo ulteriore taglio. Qua all'epoca dell'interpellanza non c'era questo ulteriore taglio, però al di là dell'impostazione dell'interpellanza sulla quale risponderanno i rispettivi interessati, voglio far notare una cosa: spesa corrente, come di Carole, spende 24 milioni di euro circa. Di questa spesa corrente, lei lo sa bene perché l'ho visto fino all'altro giorno, la parte di spesa consolidata è preponderante, molto più del 90-90%, anche di più. Come sappiamo, la spesa consolidata non può essere toccata, ma la spesa consolidata, proprio per parlare di qualcosa di concreto, è la spesa del personale, non posso mica licenziare.
Quindi quei 5.300.000 mi pare che è la spesa personale, è una spesa che non può essere toccata, così come non viene toccata la bolletta dell'energia, del gas, così come non può essere toccato tutto quell'uscita, quella spesa che è legata alla contrattualistica già sottoscritta. Se il contratto stipulato al Comune di Caore per la fornitura X, per il servizio X, che è pluriennale, è un contratto che ogni anno comporta quella è una spesa consolidata fino a quando il contratto non va in scadenza. Quindi ben sappiamo che il margine operativo di taglio che ci è concesso è relegato a molto probabilmente la cifra di 1 milione di euro. Ora andiamo a vedere cos'è quel milione di euro. Dentro quel milione di euro ci sono contributi alle scuole, non c'è il contributo, quello relativo all'importo di soggiorno, quello è già la spesa a gettito vincolato, quindi intoccabile, c'è la spesa per il fotocopiatore, c'è il toner. Stiamo parlando di piccoli capitoli che possono essere di 100 euro, di 500, di 1000, di 2000, di 5000. Su quel milione di euro, su una totale di spesa di 24 milioni di euro, possiamo tagliare quanto vogliamo, ma se vogliamo azzerare quello, allora stiamo senza il fotocopiatore, senza il toner, senza dare contributi alle scuole, senza dare contributi sociali, allora va bene, è una scelta politica che noi non ci sentiamo di condividere. Un ultimo inciso e poi dopo il dirigente. Questi 24 milioni di euro di spesa corrente, non dobbiamo dimenticare che la componente fondamentale è finanziata con copertura, cioè c'è la copertura finanziaria a titolo primo, cioè con le entrate tributarie, l'IMU, la componente fondamentale, al di là del fatto che lo Stato porta via 3.700.000 oltre i 900.000. Grazie Sindaco, dottor Corrocazzo, vuole intervenire, grazie. Non posso ovviamente che confermare quanto già ha detto il Sindaco, anzi probabilmente una piccola correzione, addirittura i fotocopiatori fanno parte dei contratti, cioè non sono comprimibili, nel senso che dobbiamo accedere al mercato elettronico della pubblica amministrazione e si fanno contratti pluriennali. Quello che era comprimibile si riduceva quasi esclusivamente con i trasferimenti, dove non abbiamo peraltro convenzioni pregresse e via dicendo. Quanto all'atto dell'entrata, diceva il Sindaco nel primo intervento che ha fatto, l'alternativa era quella eventualmente di applicare la tasi se non applicare l'IMU, che sostanzialmente avrebbe colpito in maniera indiscriminata. Il recupero necessario era per arrivare a 1 milione, ma senza aumentare la spesa rispetto all'anno scorso, semplicemente per pensare ci viene trattenuto in sostanza. Grazie, dottor Corrocazzo. Consigliere Donò? Quindi l'eventualità di introdurre la tasi, dal che ho capito, era che non era un introito certo, dovuto al fatto che sostanzialmente si riusciva, c'era una possibilità di evasione, quindi quella strada non è stata presa in considerazione per il difficile accertamento. Prego, dottor Corrocazzo. No, cioè nelle motivazioni che abbiamo indicato la delibera, quella motivazione non c'è, può essere uno dei fattori che hanno portato a quel tipo di valutazione. Presumo che il motivo principale sia stato quello di non colpire le abitazioni principali, le residenze. Quasi avrebbe colpito a differenza del momento dell'IMU. Grazie, dottor Corrocazzo. Ci sono capogruppo Teso, prego. Domanda al dirigente. La proiezione di quanto andrà a colpire anche le prime case? Certo, sì, nel senso che l'aliquota la sappiamo, cioè quella l'aliquota base statale, la base imponibile è identica a quella dell'IMU, l'aliquota del base della tasi è 2,025, 2,5 per 1000, elevabile fino a 3,3. Capogruppo Teso? Al dirigente, quindi colpendo magari tutti, sarà una diminuzione. Quanto avrebbe inciso questo? Mi sa dare il dato? Avete fatto una prospettiva, qualcosa, o avete a priori? No, cioè a priori i conti sono fatti, cioè l'aliquota sulla prima casa al 2,5 avrebbe comportato un gettito di circa 290.000 euro, credo. Non ho dato su un anno,
solo sulla prima casa, era fronteggiato anche le attività, i capannoni e quant'altro o solo prima casa? No, assolutamente sì. Allora, forse il meccanismo non è stato chiarito. Perché abbiamo questo taglio? Se vuoi spiegare un po' il meccanismo. Si parte dalla, chiamiamola, riforma Monti del decreto Salva Italia e fin da quell'epoca, quando è stata introdotta l'IMU con un'aliquota sensibilmente più elevata dell'ICI, qualcuno pensava, abbiamo trovato il salvadanaio pieno, no, non è così, perché lo Stato ha messo un meccanismo di equativo, diciamo, nel senso di invarianza di risorse a disposizione. Quello che lui si prende in più e noi siamo tra i comuni, riteniamo fortunati perché con l'applicazione dell'IMU, avendo una base imponibile consistente che abbiamo preso in più, dobbiamo destinarlo a contribuire al fondo di solidarietà comunale dove attingono tramite una stanza di compensazione gestita dal Ministero del MEF e dal Ministero dell'Interno, comuni meno dotati, mettiamolo. Con l'introduzione della TASI anche dell'aliquota di base, di fatto solo con l'applicazione dell'aliquota di base il nostro gettito presunto, ripeto, la base imponibile è la medesima dell'IMU, era di circa 1,3 milioni, di cui quasi 300.000 solo per le prime case. A questo punto qua lo Stato dice io ti garantisco l'invarianza delle risorse rispetto a prima, quindi se la applichi hai il tuo 1,3 milioni, io me ne prendo qua, se non la applichi lo vedi diversamente. Quindi di conto zero, assolutamente. Grazie, dottor Corocari. Consigliere Antelmo? Sì, volevo chiedere al capogruppo di maggioranza se avevate avuto l'opportunità, prima di fare questo regolamento, di sentire le agenzie, i gruppi interessati a questo investimento, a questo costo, ecco, se avete avuto modo di confrontarvi. No, è stata una scelta politica che abbiamo fatto proprio per salvaguardare le prime case, specialmente le persone meno abbienti, considerando che le seconde case possono essere normalmente che hanno un reddito superiore a quelli che hanno le prime case. Quindi è stata una decisione che è stata anche sofferta, perché io sono il primo a dirne di questo, però ritengo che sia politicamente una decisione fatta all'unanimità da parte nostra dopo aver valutato tutte queste cose che avete chiesto al dirigente. Il dirigente aveva precedentemente spiegato a noi. Grazie, dottor Marsan. Consigliere Antelmo? Scusi, sì. Grazie Marsan. Io ho ricevuto, come so, ha ricevuto anche il sindaco della maggioranza una lettera di recente a oggi stesso in cui il collegio provinciale di Venezia della FIA si dimostra molto preoccupato dell'azione, dell'aumento se mi permettete io do veloce letta alla lettera che ho ricevuto, perché voi siate consapevoli come me, come lo siamo tutti, che anche questa azione non sarà indolore. Vi spiego anche perché non sarà indolore. Io oltre a questa lettera ricevuta di recente, ho incontrato anche qualche imprenditore che mi ha raccontato che questo balzello, questo aumento necessario per voi non proprio, oppure potevamo pensare in maniera diversa, non so, comunque questo balzello costerà alle loro casse centinaia di migliaia di euro e mi ha tradotto, portando un po' la mia sensibilità, ha tradotto questo costo sostanzialmente in un rischio di non assunzione per molti degli stagionali che erano impegnati a sistemare queste seconde case, Allora, voi capite bene che se fosse vero, fosse sciagolatamente vera questa ipotesi, significa che quelle persone che non avranno assunte a causa di questi centinaia di migliaia di euro che alcuni pagheranno, si riverseranno poi a servizi sociali.
E quindi io mi auguro che i servizi sociali abbiano aumentato di gran lunga il capitolo, ma non ho visto grandi aumenti, dopo magari ne parleremo, di gran lunga gli aumenti, e quindi però ritornando al punto, e dico, vi leggo velocemente la questione. Aumento IUC ex IMU. All'illustrissimo sindaco del comune di Caorle. Le agenzie immobiliari di Caorle sono state investite dai proprietari di abitazioni turistiche di farsi carico di esprimerle la loro assoluta contrarietà all'aumento dell'imposta unica comunale, già che la sua amministrazione sembra avere in animo di applicare ai massimi livelli consentiti, in spregio al già gravosissimo periodo fiscale e tributario, e dimentichi che le imposte sugli immobili si sono in poco tempo più che raddoppiate. Il settore della casa turistica in Caorle contribuisce con più di un terzo delle presenze turistiche all'extra-alberghiero, alla formazione di quel positivo indotto economico di cui la nostra gente ha fin qui potuto beneficiare, sia in termini di occupazione che di progresso economico, e che ora si vuole cancellare con i suoi previsti maggiori avanti tributari in prodi depressivi, quanto invece si dovrebbe tendere alla loro riduzione per superare la perdurante e devastante crisi economica attuale. Il crollo degli investimenti e l'erosione dei posti di lavoro vanificherebbero ogni sforzo profuso dalla nostra gente per rendere la nostra Caorle turisticamente più appetibile delle altre città a noi similari e vicine. Infatti questa era un'altra domanda: cosa faranno i Bione, cosa fanno gli ESO dopo ce lo dite, perché è interessante capire anche come ci muoviamo, se ci muoviamo sinergicamente. In questo necessario momento di revisione della spesa, la pubblica amministrazione deve confermare i suoi bilanci alla sua riduzione e non deve prelevare speculativamente risorse da fonti che ormai tendono a inaridirsi. Ciò che purtroppo sta accadendo all'investimento immobiliare turistico extra-alberghiero già da tempo asfittico e i cui investitori che stanno già guardando altrove al nostro riscatto potrebbero abbandonarci. Quindi manifestano una preoccupazione sull'abbandono di investimenti che potrebbero cadere nel territorio, e questo secondo me è un dato molto importante, soprattutto in momenti di crisi. Non possiamo permetterci che ciò accada e la politica amministrativa locale ne deve essere responsabile, per cui, facendole presente i rischi, la invitiamo fermamente a desistere dall'ipotizzato aumento dell'imposta comunale unica comunale, già IMU, e di cercare gli equilibri del bilancio comunale con altri capitoli di comunalità meno depressive, sempre disponibili a produrre ricerche e analisi prospettiva in merito basate sull'effettiva conoscenza e esperienza del settore, nonché fiduciose di quanto sopra esposto e richiesto raccolga la sua attenzione. Poggiamo, osservi, eccetera. La Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali del Collegio di Venezia, area zona di Caorle. Ecco, questa era la lettera che so che è indicata al sindaco a Comune di Caorle, quindi immagino, non so se avete avuto modo di leggerla, di riceverla, ma descrive una preoccupazione che è nostra anche di questo aumento. Grazie consigliere Antelmo. Volevo Consigliere Tonò. aggiungere un'altra cosa. È chiaro che questa è una scelta politica di indirizzo ed è quello che avete. Però andiamo a analizzare tutta la questione. Ci possiamo trovare d'accordo che d'accordo anche su questo aspetto, che fare a colpire la prima casa sicuramente non è la cosa più opportuna. Poi però adesso si sposta la situazione sulle seconde case, non sono ovviamente i benefit in più che qualcuno ha, quindi su cui può anche pagare. In caso là saranno a toccare anche lì delle imprese. Da un lato pensate di non andare a toccare le imprese parlando di capannoni, di attività commerciali di qualsiasi genere, fino alle strutture ricettive. Credo che sostanzialmente andando a gravare esclusivamente le seconde case che creano quell'attività di imprenditoria che è data dagli affitti o delle attività imprenditoriali di si colpisca una sola parte
di un comparto comunque commerciale, imprenditoriale, la parola più giusta. Quindi non so se c'era la possibilità magari di toccare le cosiddette seconde case, ma anche le altre attività imprenditoriali. Se volevamo andare a muoverci esclusivamente sulle seconde o su attività che non andassero comunque a toccare l'abitazione principale. Quindi, non so, io spero che voi abbiate fatto i vostri conti per il fatto che comunque l'economia data agli appartamenti è un'economia reale, sia il bene di rifugio, che adesso non vorrei più, sia anche da attività impresa che naturalmente creano dei posti di lavoro, creano anche l'occupazione. Quindi, analizzando questo, non so, è che nel tempo si tenga d'occhio questo tipo di atteggiamento, quali effetti può provocare nel contesto imprenditoriale di campo. Consigliere Carrone? Capogruppo Teso? Volevo lasciare prima la parola all'assessore Giro o al capogruppo Zanussi. Ma ragazzi, pure. Assessore Giro, prego. Grazie Presidente. Vabbè, ormai abbiamo capito che l'altro motivo sarà quello di coerenza, no? Quello che abbiamo voluto la serata e probabilmente anche per i prossimi consigli. Vabbè, su quello che ho detto è stato prima, ho già detto la mia, su questo il consigliere Antelmo ha omesso di leggere l'ultima parte di quell'interpellanza, non era una dichiarazione di voto sul bilancio. E questa interpellanza chiedeva così: chiediamo al sindaco se intende proseguire sulla strada dei suoi predecessori o se intende cambiare rotta. Chiediamo di conoscere il percentuale di aumento dell'imposta di qui sopra sugli esercizi commerciali e su attività alberghiere con riferimento agli anni 2011 e 2012. Chiediamo di conoscere ad esempio quanto valevano e valgono queste imposte negli anni indicati con riferimento ad un negozio ristorante in superficie pari a 1,400 e un albergo con superficie pari a 1,1000 m. Ora, a noi sembra che il sindaco abbia dato una risposta. Il cambio di rotta è che non ci sono aumenti sulle prime case, non ci sono aumenti per le attività, non ci sono aumenti delle immondizie, contrariamente a quello che voi avete invece fatto durante il vostro precedente mandato. Okay. Quindi loro chi? Parlo dal 2007 al 2012, ben prima di Monti. Quindi, per quanto mi riguarda, il sindaco ha dato ampia disponibilità, fatti alla mano, dati alla mano, e ha dato una risposta per noi favorevole a questa interpellanza. Per quanto riguarda poi la ventata, un complimento che adesso anche lei, consigliere, si è diventato un paladino, difensore delle seconde case. Però da quello che mi risulta rispetto ai comuni nostri vicini siamo molto più bassi, molto più bassi. Non ho esattamente i dati, magari lo fanno passato il sindaco sui comuni vicini e sugli importi. Comunque mi risulta che ad esempio Jesolo sia già 1,6, aumenteranno l'importo di soggiorno, aumenteranno molto probabilmente, praticheranno la tasi, che noi pratichiamo, per cui secondo me il cambio di rotta c'è stato, per cui saremo favorevoli a tutte questi provvedimenti, e quindi se c'è qualcuno che può essere accusato di coerenza non sono né io né il mio capogruppo, ma eventualmente siete voi 6. Grazie. Grazie per il giro. Capogruppo Teso.
Mi complimento con la risposta dell'assessore Giro, perché in 1 anno e mezzo ho solo sentito leggere interpellanze dal suo capogruppo Zanon, e stasera credo che sia lei quello che viene fuori con il suo paladino e quant'altro, perché vede, la coerenza, assessore Giro mi scusi, la chiedo più a lei, perché vede, non a noi, lei parla addirittura di mandati precedenti che forse lei nemmeno esisteva. Comunque, ad oggi la sua bella figura è quella di aver risposto comunque che aumenta le tasse e poi va a fare paragoni con altri comuni che non hanno ancora deliberato, e addirittura lei parla di Jesolo, si è posto la domanda su San Michele al Tagliamento cosa farà sulle seconde case, e questo è un tasto. Poi andremo sulla tassa di soggiorno, non entro in merito a nessuna discussione perché ad oggi vede porto rispetto perché lei è assessore. Più che altro ora mi rivolgo che lo vedo seriamente preoccupato l'assessore Commisso, e giustamente l'assessore Commisso ancora in tempi non sospetti, visto che si parla sempre di coerenza, come dice l'assessore Giro, sulla coerenza, se lo vada a vedere sul vocabolario cosa significa, è sempre lei, è sempre stato preoccupato dell'aumento delle tasse, lo ha sempre detto, lo ha dichiarato in campagna elettorale, lo ha sempre dichiarato anche all'interno di questo consiglio comunale, perché l'ha sempre vista una forma comunque vessatoria o quant'altro. Io oggi le chiedo, assessore Commisso, perché anche sulle seconde abitazioni lei stesso l'ha detto, fin dei conti, aumentando continuamente le tasse si va a svalutare quello che è un patrimonio di una persona, giusto? Perché alla fine si sarà costretti a svendere, come diceva lei. Lei ad oggi è preoccupato, vero, di questa situazione e dell'aumento di un'imposta? Solo questo chiedo, non sto chiedendo se vota favorevole o quant'altro, chiedo se è preoccupato, perché la vedo comunque dalla sua espressione che ogni tanto pensa giustamente sulle tabelle che non ha applicato per quanto riguarda i terreni con la prima casa. Sulla seconda casa lei cosa pensa? Grazie. Sono altri interventi? Consigliere Pellegrini? Sì, ecco, il senso del ragionamento fatto dai colleghi, diciamo, della maggioranza era per capire, no, con dati concreti, simili a quelli che lo stesso assessore Giro aveva citato nella richiesta della sua interpellanza, che sarebbe stato bene anche avere parole poi qui no, con l'IMU, cioè invece che aumentare esclusivamente le seconde case, capire quale sarebbe stato l'effetto, facendo riferimento su singole unità, cercando di spalmare l'aumento anche sulle altre attività imprenditoriali, proprio perché, come diceva il consigliere Tonon, le seconde case non sono solo case di villeggiatura di chi ha una prima casa dove risiede, una seconda dove va a passare la propria settimana, ma sono anche oggetto di delle proprie attività imprenditoriali, quindi capire perché ci sono il trattamento, diciamo, sperequativo fra le varie categorie. È stato interessante capire l'effetto di suddividere, spalmare quel milione di euro, se non ricordo male, di cui l'amministrazione ha bisogno a causa dei tagli di trasferimenti, spalmarlo su tutte le categorie, lasciando da parte giustamente le prime case, quindi coinvolgendo i capannoni industriali, commerciali, negozi, ristoranti, cioè capire se era meglio che pagassero poco tutti invece che tanto un soggetto solo. Questo era un po' il senso del ragionamento. Se avete degli esempi concreti, se avete fatto delle simulazioni, sarebbe bene anche questo consiglio